un po', però lo sta facendo perlomeno. Non è che sta facendo chissà che, però giusto un pochino. Se farà così per almeno un'oretta, almeno ci rinfrescheremo un pochino. Non è che sta facendo quest'acqua pesante, giusto giusto, sperando che lo faccia per almeno un'oretta. Perché se lo fa per 5 minuti, addio, di nuovo caldo ancora peggio di prima. Ma adesso controllo, mo stavo vicino al computer, quindi buona domenica Domitilla, vado a vedere dopo. Ma la notte è bianca più tardi, mica adesso, quella arriva alle 11 più o meno. In Friuli, devo controllare, mo stavo vicino al computer. Ciao Maria. Ragazzi, qui piove però pochissimo, vedete, non nulla di che. 4 gocce d'acqua. Speriamo che non peggiori perché sennò va a finire che la notte bianca non si fa stasera. Ciao Patti, ciao. Ciao Ilva, ciao. No, qua il vento è calmato, adesso ci sta un po' di pioggia, ma poco poco. Sì, sì, guarda, un casino però. Sì, sì, damo la voglia. Ciao Gaetano. E vabbè, come sempre, sempre ci sta l'intruso al finale. Devo controllare quello di stamattina poi. In Sicilia niente ragazzi, ho visto mo il meteo zero proprio, c'è sole. La Sicilia e la Sardegna è zero. Sì, sì, no, la Sicilia e la Sardegna ragazzi zero, non piove. Già a Salerno qua è un miracolo. Samuele, ma ha visto come piove? Piove proprio giusto giusto, come dico io. Ah sì, e secondo me troppi film pure fanno male, Mamma mia, dici tu. A casetta piove. Mm. Qua mo è iniziato, ma sono 2 o 3 minuti. Ho detto mo devo fare la diretta che sta piovendo, ho detto mo la faccio. No, qui c'era, prima ci stava il vento, ma è calmato il vento. Forse perciò è incominciato a piovere. In Sardegna tu nei fulmini, mo non ci stava nulla. Sì, ma crede che lì hai la paura, le sa, che se fa poca acqua, fra poco sai che calore sale qua. Qua invece a Baronessa l'hanno fatto ieri la processione. Poi ci sta la notte bianca a Salerno, però se piove mi sa che salta qua. Speriamo che mantiene così, ma mi sa ragazzi che finisce fra poco qua. Vedo già che ora si sta calmando. Pure io allora stavo a Baronessa, però non con lei. Stavo con un'altra io. Sì, sì, invece mio fratello è partito per Parigi stamattina. A Roma ha detto che stava un sacco d'acqua, in Toscana uguale, poi nulla. In Val d'Aosta si stava bene, mo sta verso Parigi, sta arrivando e il tempo era buono lì. Dice che faceva caldo a Parigi. Addirittura, come di? Ok, Alessa, ciao. Sì, qua ci sta la montagna e di fronte ci sta il mare, solo che adesso non si vede perché è nuvoloso un po'.
Meraviglia, vabbè, quello colpiva in effetti Lombardia, Piemonte, aveva detto Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, queste erano più o meno le zone dove doveva piovere in effetti. Pure qua, vedi, già pare che sta uscendo pure il sole, là, guarda qua, è scoparsa davvero, va. Il sole che sta tramontando dietro a questa nuvola nera. E già mi sa già finito di piovere, ragazzi, quindi record. Questo è capace che esci solo un'altra volta. Da, veramente non si capisce nulla. Sì, si è finito di piovere. Vedi? Finito, ragazzi. No, no, Patti, io no, io stavo con altre persone, baronissi, quindi non può essere. Purtroppo ultimamente la verità non pubblico più nulla né su Facebook né su YouTube, a parte i video, diciamo, non metto più foto in nessuna parte. Proprio per questo motivo qua, non faccio sapere più, ma non per voi, per altre persone, giustamente non faccio sapere i miei fatti oramai. No, no, è per il motivo perché ci stanno delle persone che danno fastidio, allora io non pubblico più nulla di mio personale, a parte i video. Anche su Facebook non metto più nulla. Quindi ad esempio vi posso dire una bella chicca, ad esempio io mi sono risposato ma nessuno lo sa. Su Facebook ho vietato a tutti di mettere foto e tutto. Sì, sì, io su Facebook ho tolto tutto, cioè metto solo il video che faccio di solito su YouTube e niente più. Matrimoni, tutte comunioni, tutte queste cose non faccio più nulla, non pubblico più nulla. Ecco qua ragazzi, sta uscendo il sole. Vabbè, un conto è saperlo Alessandro che mi sono risposato, e un conto vedere le foto, capisci? Vedono tutti. Quindi un conto è dirlo, e un conto vedere tutte le foto che chi ci stava, chi non ci stava. Quindi è più privato. Io ti posso dire stavo come ieri a Baronesi, però le foto vedi che io non l'ho messe in effetti. Però infatti ho detto che stavo a Baronesi. Quindi in effetti è più privato così, foto in nessuna parte. Posso fare qualche video così, però foto non ne metto. No, 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 la donna Emiliana non c'entra niente. Ragazzi, vedete, sta uscendo il sole, un altro guaio qua secondo me. Vabbè ragazzi, io me ne vado, vi saluto, ci sentiamo più tardi, voglio vedere il terremoto questo qua in Friuli Venezia Giulia. Che cosa è successo? E se mai ci sentiamo dopo sul video questo qua, voglio vedere che se è stato forte, se vale la pena di metterlo oppure è stata una scossa così, non lo so, vi dico una bugia. Un saluto ragazzi, poi questa sera faccio una diretta mai da Salerno, dalla Notte Bianca in effetti. Ciao Alessa, ciao Patti, ciao Samuel, ciao a tutti. Buona serata a tutti ragazzi.